E 21 aprile 2010 siamo alla fiera di Padova, SEP Pollution, e questa è una iniziativa straordinaria. La macchina elettrica è presentata nell'occasione di oggi. Abbiamo a bordo la dirigenza della Camera di Commercio e adesso il proprietario Fabio Legnaro ci presenta l'auto e poi sentiamo l'opinione dei partecipanti. Penso sia la prima auto d'epoca, 1929, Ford T, la prima auto d'epoca trasformata a batterie. Questo è stato fatto da un noto artigiano meccanico di Torreglia, si chiama Autofficina Sanguin, ed è stata fatta proprio per dare anche la partecipazione di noi privati al grande impegno della Camera di Commercio e delle istituzioni padovane nel preparare cose che non creano inquinamento e che sono per tutti salubri. Quindi anche noi siamo impegnati a fare questa cosa per dire sì, un po' meno inquinamento con l'auto a batterie. Bello, e questa sera la vedremo anche a Penne Criticone, un'iniziativa promossa sempre all'antica trattoria Ballotta. Sentiamo il Presidente dell'opinione, cosa ne pensa il Presidente di questa auto? Mi sembra un'iniziativa molto interessante, noi siamo qui per prenderci anche noi in un po' di carica e quindi di andare avanti verso il nostro impegno verso le imprese, che ci vede sempre più al centro dei problemi del rilancio dell'economia padovana, e siamo in carrozza, vogliamo correre con i nuovi sistemi ecologici e quindi con un motore elettrico. Per quello siamo qui oggi. E le donne cosa pensano? La donna non al volante in questo caso, Maurizia Dosso, vice segretaria generale della Camera di Commercio, la sua opinione su questa iniziativa? Mi sembra un'iniziativa estremamente intelligente e riuscita, coniuga l'innovazione sulle solide radici della tradizione. Quale miglior messaggio per un futuro all'insegna della sostenibilità? Bellissimo, e gli altri componenti della giunta della Camera di Commercio, sentiamoli ad uno. Quest'auto rappresenta la prima catena di distribuzione fatta in concetto dell'era fordista. L'era fordista è stata chiusa poco tempo fa con la crisi economica e forse ci sono due segni: un'era che è iniziata tanti tempi fa e una nuova era che va verso un futuro della green economy. La green economy quindi come motivo di sviluppo. E lei cosa ne pensa? Io rappresentando anche un'associazione agricola, devo dire, come diceva la dottoressa Dosso, questa è la sintesi fra tradizione e innovazione. Tradizione e innovazione che sono elementi che anche in agricoltura sono presenti, che vogliamo mantenere, avendo quindi all'esperienza del passato aggiungendo quello che serve per produrre sempre meglio in qualità e in quantità possibilmente. Grazie, e tutti vogliono salire a bordo, vedete addirittura, ecco, un altro componente della Camera di Commercio. Io sono la fiera e ringrazio tutti voi, ringrazio Fabio, ringrazio per lo stile che contraddistingue tutte le iniziative che attraverso Camera di Commercio arrivano in fiera e che vengono così ben rappresentate da imprenditori che sanno coniugare tradizione, innovazione, non solo in termini di immagine, ma come denominatore sistematico della loro attività. Grazie. Bene, quindi anche la fiera ha dato il suo beneplacito all'iniziativa, quindi salutiamo tutti e salutiamo l'antica trattoria Ballotta, che è promotrice di questa originale iniziativa per la sostenibilità. Grazie.